Va ora in onda Spazio Più. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Intanto volevo ringraziare Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere e alla polizia penitenziaria e al SINAPPE. Ricordiamo a tutti, siamo nello spazio SINAPPE che va in onda il venerdì dalle 15 alle 16, come c'è il padrone di casa Mimmo. Ciao Mimmo, buongiorno. Grazie alla regia, grazie. Alle due registe, perché ora ne abbiamo ben due. Per la prima volta nella storia di questa radio abbiamo ben due registe donne, e perciò non dite che noi siamo maschilisti, perché non è così. E anche comunque sia, da quando sono arrivate loro qua tutto fila liscio perfettamente, anche i telefoni sono tornati a funzionare. Insomma, mia tante. Vabbè, ogni tanto, dai. Comunque, insomma, il nostro dovere noi da questa radio lo facciamo sempre, lo svolgiamo sempre. Questo appunto è lo spazio del SINAP, il Sindacato Autonomo della Sindacato Nazionale Autonomo Polizia della Polizia Penitenziaria. A fianco a me c'ho il co-conduttore ormai da una vita, Antonio Fellone, che è il segretario generale aggiunto di questo sindacato, e nonché appunto il capo dipartimento Carcere e polizia penitenziaria per la Lega, e poi assistente del collaboratore del sottosegretario sottosegretario Stellari. Dai, qualcosina facciamo ogni tanto nella vita. Sì, da questa radio comunque siamo persone competenti, quello che noi facciamo e quello che noi diciamo sono cose provate sulla propria pelle. Assolutamente. Il mio co-conduttore la galera l'ha vista, di galera se n'è fatta tanta, è stato appunto, ora stai in vari uffici, cose varie, cioè, ma diciamo che c'è da dire che fino
all'incarico che ho avuto col sottosegretario Stellari io ero in carcere, forse magari uno dei pochi sindacalisti che non ha mai fruito del distacco sindacale, quindi perché a me piace rappresentare ciò che conosco, non posso rappresentare ciò che disconosco. È quello che provi sulla tua pelle, Certo, tu l'hai anche provato e via. ancora oggi io quando non sono a Roma, quindi il venerdì, sabato e lunedì sono nelle carceri, perché comunque ho un bisogno di un contatto diretto con i colleghi per capire quella che è la situazione e cercare di intervenire al meglio dove si può, perché comunque i colleghi non bisogna mai abbandonarli. Beh, questo è il motivo per cui ho preso, t'ho voluto a fianco a me e ti tengo a fianco ormai da 8 anni, voglio mica un giorno. Mamma mia. Grazie. Sì, ma infatti è un po' che va in onda questa nostra trasmissione semplicemente perché noi abbiamo sempre detto la verità, siamo seguiti per questo, perché non è che siamo lì a raccontare cose che non si conoscono, a me piace raccontare assolutamente la realtà, quella di anni fa e quella di oggi, quindi sì, vedo che ci sono dei problemi tecnici perché non va la linea, infatti volevo dirlo alla regia, il wifi mi sa che non va, quindi è lento. Va bene, non è un problema questo, l'importante è che ci seguono gli amici da casa e poi i vari social li aggiorniamo dopo. Sì, tanto comunque la trasmissione poi rimane registrata, si può assolutamente si può ricondividere dopo, non è un problema. No, abbiamo aperto con la canzone Donna di Mia Martini, semplicemente il rispetto di Giulia Cecchettin e quello che è emerso in questi giorni, dove è stato scritto che comunque 75 coltellate non sono sinonimo di crudeltà ma di inesperienza. Cioè, vuol dire, 75 coltellate non sono sinonimo di crudeltà, ragazzi, sta cosa fa veramente riflettere, perché credo che ognuno di noi, no, se si mette lì a pensare e valuta quella che è la situazione, se io voglio fare del male sto lì 5-10 minuti e continuo a fare del male. L'inesperienza mi porta a colpire 2-3 volte e magari mi va pure male che non riesco a far del male alla persona che ho di fronte. Quindi questa cosa secondo me ha continuato ad accoltellare la povera Giulia. Ci tenevo ad aprire con questa cosa qui proprio il ricordo di Giulia Cecchettin, in ricordo di tutte le vittime, no, di violenza, tantissime donne, Sara quella più recente, quindi su questo bisogna lavorare, intervenire e soprattutto io dico alle donne, mi sento di dire alle donne, oggi è più facile cogliere dei messaggi, no? Quindi denunciate o al massimo date capocciate, spaccategli la testa, perché ho letto un post e mi ha colpito la verità di un padre che dice alla figlia: se qualcosa spaccagli la testa, perché è più facile tirarti fuori dalla galera che da una tomba. Quindi sì, giù le mani dalle donne, fate gli uomini. Detto questo, anche perché come dicevo mio padre, è meglio un bel processo che un bel funerale, che un brutto funerale. Perciò... meglio un brutto processo che un bel funerale. Quindi questa è una cosa che appartiene a noi. Come... detto ciò, passiamo alle note dolenti. No, passiamo intanto a fare complimenti al ministro delle infrastrutture e trasporti, nonché vice premier, nonché confermatissimo segretario federale della Lega. Lo facciamo oggi perché noi andiamo in onda il venerdì, l'elezione c'è stata in questo weekend, quindi complimenti al ministro Salvini. Vabbè, questo non è altro che la riprova del grande lavoro che fa da anni, perché voglio sempre ricordare che ha preso la Lega al 2,5, è arrivato addirittura sferato il 30 e oggi i dati danno la Lega in risalita, quindi avanti così, ancora complimenti, e sono certo che comunque più avanti si va più la crescita sia costante. Beh, io gli faccio i complimenti in particolar modo perché come voi sapete Matteo Salvini, prima ancora che vicepresidente, ministro e anche imputato, perché è stato anche imputato nel processo per sequestro di persone lì per la Open Arms, comunque prima ancora lui è stato un giornalista ed è stato uno dei
diversi direttori responsabili di questa radio. Infatti. No? E evidentemente Ha iniziato da qui, no? da qua cominciò da qua, cominciò dal Consiglio Comunale di Milano, cominciò andava in giro a distribuire volantini che riguardavano le varie categorie lavorative, spesso e volentieri ha camminato anche con me in giro per i mercati milanesi. È uno che quando affronta le situazioni le prende di petto, e anche lui, appunto, come il nostro Antonio Fellone, ci mette la faccia. E ripeto, questo è un augurio che io ti sto facendo, dato che da questa radio tanti poi sono diventati dei giganti della politica. Questo è l'augurio che rivolgo anche a te. Ma io credo che sia anche da dare atto alla radio, perché la radio comunque ti permette di essere te stesso, di dire sempre la verità, non maschera, soprattutto non ti tappa le ali e soprattutto non ti censura. E quando una radio o un media non ti censura, ti permette di essere te stesso, e quindi le persone ti possono apprezzare per quello che sei, certo, non per una maschera o altro, perché magari ci sono tanti che in pubblico dicono una cosa, in privato poi pensano tutt'altro, oppure si lavora. Si lavora appunto per i propri colleghi, per i colleghi con cui tu condividi, oltre che il lavoro, le ansie, le gioie, i dolori, perché il lavoro dell'agente della polizia penitenziaria, o donna o uomo, è diventato un lavoro molto particolare, perché ne Assolutamente. parlavo l'altro giorno in un incontro che appunto ho avuto all'Università di Bergamo, in cui chiedevano a un'esperta del settore cosa pensava lei del cambio del mondo prigione, e questa persona aveva cominciato a lavorare ben 40 anni fa, 40 anni e passa fa, e si trovava appunto a svolgere il suo lavoro come appunto al contatto con quella che era un certo tipo di criminalità. C'era il detenuto comune, c'era quello politico, poi ci stava anche qualcuno svalvolato, qualcuno pazzo. La maggior parte di questi fingevano la pazzia per poter arrivare a sconti di pena. Il problema invece adesso è un altro. Vogliamo ricordare uno famoso, no? Che poi è scappato dal manicomio di Aversa. O professore Cutolo. Quindi, ma ce ne sono tanti, mica in passato di più, perché c'erano le famose, c'erano le perizie, quelle appunto grazie alle quali, se tu venivi dichiarato matto, comunque insofferente a certi ambienti, potevi ottenere la scarcerazione. Ma perché c'erano gli OPG che avevi, comunque lì potevi fare una carcerazione diversa. O anche un'evasione più facile, perché appunto parlando a Cutolo. Tornando a Cutolo di questo, era molto più facile, no, evadere da un OPG rispetto a evadere da un istituto di pena normale. Ed era anche molto più facile gestirlo un carcere, perché appunto trovavi la componente di un'associazione criminale anziché un'altra ancora, che avevano appunto il primo, erano loro ad avere il maggiore interesse a che le cose fossero tranquille nel luogo in cui venivano detenuti. Oggi come oggi invece, con la popolazione che avete, no, è diventato un casino, insomma. Cioè, secondo me ormai non è manco più sufficiente il corso di formazione che fanno agli agenti, cioè appunto ai ragazzi e alle ragazze che fanno il concorso, lo vincono. Ci vorrebbe appunto un corso di formazione psichiatrica, anche di assistenza psichiatrica, perché ormai nelle prigioni non ci sono più, ci sono, insomma, la criminalità organizzata, insomma, ci sono tanti detenuti per crimini gravissimi, però appunto la maggior parte sono quelli matti scocciati. Vabbè, noi adesso abbiamo un problema, il problema principale degli istituti penitenziari italiani è proprio questo: è la gestione dei detenuti che sono reclusi all'articolo 32, per chi non lo sapesse. Sono detenuti non avvezzi al rispetto delle regole, detenuti che non ci stanno con la testa, detenuti che non rispondono a nulla, e su quello non abbiamo problemi particolari, diciamo i problemi peggiori. Mi va di evidenziare, come l'ho fatto l'altro giorno sui social, che ai noi purtroppo il 90% di questi detenuti sono detenuti stranieri, saranno in maggioranza provenienti dal Maghreb, e quindi poi dopo noi parleremo del decreto sicurezza e quello che cambia per la polizia penitenziaria, perché è stato comunque un provvedimento ottimo, top,
perché comunque riconosce il lavoro del poliziotto penitenziario come riconosce il lavoro di tutti gli appartenenti alle forze di polizia. Detto questo, noi abbiamo questa problematica annosa. Se si riesce a trovare una soluzione per questa problematica, diciamo che la stragrande maggioranza dei problemi degli istituti penitenziari e quindi di conseguenza per la polizia penitenziaria andrebbe a scemare, perché la stragrande maggioranza delle aggressioni è compiuta proprio da queste persone. La stragrande maggioranza, diciamo il 98%. Persone che, come ho sempre detto, non sono avvezze al rispetto delle regole, aggressivi, non rispettano lo Stato che li ospita, non rispettano la divisa che tu indossi, non riconoscono assolutamente le istituzioni, il tutto gli è dovuto. E poi ripeto, come dicevamo prima, tu ti confronti con persone che non recepiscono, sono fuori di testa. Tanti di questi, è brutto dirlo, è gente che ha il cervello bruciato dalla droga. Sì, sì. Quindi sono persone che in teoria non dovrebbero neanche stare in carcere. Quindi su questo bisognerebbe lavorare, su questo bisognerebbe trovare delle soluzioni. Io sono convinto che prima di la fine di questa legislatura, anche in merito, si arrivi a qualcosa di concreto, perché ripeto, lo dicevo qualche minuto fa, il decreto sicurezza è stata veramente una manna, perché comunque la tutela legale voluta fortemente dalla Lega, dal sottosegretario Ostellari, dal sottosegretario Molteni, il reato di rivolta in carcere, l'aumento di pena per coloro che aggrediscono il personale di polizia e ovviamente la polizia penitenziaria. Diciamo che la lotta alla criminalità relativa aiutami, al terrorismo islamico, Sì, quindi anche questo è fondamentale, perché noi nei nostri carceri purtroppo conosciamo bene la situazione, quindi di lavoro si è fatto e sono certo che se ne farà, però bisogna puntare questa problematica. Dobbiamo lavorare su detenuti che non sono avvezzi al rispetto delle regole, detenuti aggressivi che sono fuori di testa, ripeto, la maggior parte sono detenuti stranieri, quindi bisognerebbe lavorare affinché questi signori scontino la pena a casa loro. E su questo poi mi taccio, su questo poi mi taccio. Posso garantire che lì il ministro della giustizia, i sottosegretari stanno andando in questa direzione. Non è facile perché bisogna comunque trovare degli accordi bilaterali con altre nazioni e sappiamo bene che che più delle volte non li rivogliono indietro, perché non mica vogliono, sono scemi, li hanno fatti partire addirittura loro. assolutamente. I peggio soggetti li hanno buttati fuori dalle prigioni, guarda caso hanno trovato la scialuppa che li ha scaricati in Italia. Assolutamente. Col cavolo che questi se li ripigliano, insomma. Ma bisogna fare pure una riflessione. Questi non li rivogliono, noi non riusciamo a trovare un qualcosa per mandare, perché ce li dobbiamo subire noi. Perché potremmo cosa sempre accade? mandarli in Albania. Ecco, o no? Ecco, e lì sta per partire anche quel progetto e secondo me è un progetto importante. Ripeto, bisognerebbe lavorare con delle idee diverse, e le idee diverse sono quelle comunque di cercare di capire come gestire questa tipologia di detenuti, che non sono tanti. Nel decreto sicurezza è venuto fuori quello che è una cosa sacrosanta, per esempio l'assistenza legale gratuita, finché appunto, cioè, se non viene assolutamente la sì. colpa No, personale, perché stiamo vedendo delle situazioni assurde su tutto il territorio nazionale, perché spesso, e non parlo solo di polizia penitenziaria, spesso tu nel fare il tuo lavoro ti ritrovi indagato o altro, e in quel caso il poliziotto si ritrova indagato, sospeso dal servizio, deve anticipare le spese legali, cioè una persona la rovini, magari nel giro di qualche anno assolto per non aver commesso il fatto, però nessuno ti ridà la serenità, nessuno ti ridà la questione economica e nessuno magari ti ridà quello che tu hai perso in questi anni. Invece con la tutela legale, ripeto, e lo sottoscrivo, voluta fortemente dal sottosegretario Ostellari e dal sottosegretario Molteni, entrambi di Lega, cui guarda caso
Antonio Fellone è un collaboratore. Assolutamente. Secondo me stare vicino ai politici qualcosa serve. Ma io Perché credo che tante questo... volte hanno troppi problemi e se qualcuno non glieli ricorda sempre... Ma Mimmo, il problema non è, soprassedano. il problema è che comunque quando c'è una politica attenta, e con questo governo fortunatamente possiamo dirlo a gran voce, che c'è una politica attenta verso il nostro mondo, è facile pure, no, fare un certo tipo di lavoro. Ma quando in passato c'è stata una politica che del carcere si è completamente disinteressata, c'è stata una politica dove ha ridotto gli organici del corpo di polizia penitenziaria a legge Madia. C'è stata una politica che liberi tutti, indulti, indultini e altro, perché risolvere il problema del carcere bastava dare degli indulti, senza capire che magari chi è dentro ha commesso dei reati, fuori ci sono le vittime di queste persone e dopo un po' si ritrovano fuori, ma la stragrande maggioranza te la ritrovi all'interno dopo poco. Quindi la soluzione non è assolutamente né indulto né sconti di pena. La soluzione intanto secondo me, ripeto, è concentrarsi e lavorare su questa tipologia di detenuti, perché sono quelli che veramente creano la maggior parte dei problemi all'interno degli istituti penitenziari. Poi fatto questo tipo di lavoro, secondo me nei carceri si inizia a respirare. Intanto andiamo in pubblicità Sì, e poi lo adesso riprendiamo. sì. Non cambiate canale, pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Rieccoci, siamo sempre sullo spazio dedicato alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, in particolar modo dalla trasmissione dello SINAP, del Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Stavamo parlando appunto delle problematiche che riscontriamo nel quotidiano sì, degli istituti penitenziari, sì. che bene o male sono le stesse da Canicattì a Bolzano. A Vipiteno. A Vipiteno, no, Bolzano, Vipiteno. Più subite. Diciamo, le problematiche su queste... E stavamo dicendo che appunto grazie a questo governo qualche passaggio a favore di questo settore, di chi in questo settore ci lavora o comunque ci vive, qualche risultato è venuto fuori. Il problema però ti volevo chiedere, Antonio, cioè tu hai parlato appunto di che tanti detenuti non dovrebbero essere, per esempio soprattutto gli psichiatrici non dovrebbero stare in galera, ma poi c'è il discorso che anche nel vostro settore c'è gente che appunto invece di applicare i regolamenti in una certa maniera li applica in un'altra. Tu prima parlavi dell'articolo 32 dell'ordinamento penitenziario, no? Sì. Che prevede appunto il fatto del tenere in strutture particolari, in celle particolari, i detenuti appunto violenti. Il discorso è questo, però io io oltre te, oltre Federico, ho rapporti con tanti altri del settore, sia a livello sia di quelli che indossano la divisa che quelli appunto dei civili, e so che tante volte chi in prigione fa casini invece che essere messo all'articolo 32 viene premiato, soprattutto i più scassapalle, dobbiamo usare questo termine, quelli che sono appunto più irrequieti o a volte anche violenti, vengono premiati da certe direzioni con lavoro o con
gliele danno vinte su diverse cose. Allora, Ma no, forse anche un modo per allora, appietare l'individuo. allora sì, è giusto, perché poi bisogna guardare caso per caso. Chi fa casino nelle carceri deve essere punito, punto e basta, perché deve rispettare le regole come rispettano tutti. Però questo succede Però a come volte- anche con però c'era torn- stato la circolare del ministero in cui diceva appunto che come ordine di servizio era stato dato che certi detenuti, certe sezioni dovevano essere richiuse, c'è stato chi l'ha applicato alla lettera. Ecco, su questo e chi io no. di questo proprio volevo Come parlare. anche qua arriviamo allo stesso Allora, discorso della Cecchettin, che poverina ha preso si è preso 75 coltellate, e l'aggravante al suo assassino non è stata riconosciuta perché quella non era vabbè, dettata da l'abbiamo feroce. detto- Noi abbiamo in Italia un problema dei direttori di istituto penitenziario, ma ci abbiamo il problema anche della giustizia, dei giudici. Noi abbiamo giudici che laddove le forze dell'ordine arrestano persone che non so, vanno in giro allegramente col macete a dare macettate da una parte e dall'altra, vengono arrestate, vengono messe in galera per 2 giorni e poi abbiamo la giustizia che li scarcera. Allora, sì, per quanto concerne quello che dicevi prima, a volte bisogna pure capire certe dinamiche, perché ti ritrovi ad avere a che fare con persone che non capiscono nulla. Parlo di detenuti che, lo dicevamo prima, purtroppo hanno il cervello bruciato, che non dovrebbero stare in carcere perché è gente malata. Però con la chiusura degli OPG, volevo ricordare, gli OPG sono gli ex ospedali psichiatrici giudiziari, dove all'interno venivano ristretti persone malati di mente. Oggi ce le ritroviamo negli istituti penitenziari, e la gestione di queste persone, credimi, è una delle cose più difficili, perché comunque, ripeto, ti trovi a gestire persone malate, non detenuti normali. Detto questo, poi è ovvio che c'è anche il detenuto che non avvezzo rispetto al rispetto delle regole, violento, aggressivo, che è sano di mente. È su quello che bisogna lavorare, perché veramente siamo stanchi, perché, ripeto, è una problematica che prende la Calabria, come prende il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia, la Sicilia, la Campania e altro. Quindi abbiamo una telefonata e come sempre l'ascoltatore ha la priorità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a tutti, Lisetta. Buongiorno. Allora, io vi voglio dire questo. Oggigiorno, secondo me, esiste una malattia dalla quale sarebbe opportuno guarire al più presto. La vita vissuta nell'indifferenza. Allora, c'è una frase, mi sembra, in una canzone di Vasco Rossi che presenta chiara testimonianza di tale situazione. Farsi la barba o uccidere, che differenza fa? Purtroppo sono queste le parole. È una frase terribile, secondo me, ma rappresenta la vita che molte persone, soprattutto giovani, vivono quotidianamente, nell'incapacità, dico io, di vedere e sentire le differenze tra le persone e le cose, tra i sentimenti e i fatti. Perciò tutto sembra ed è uguale per loro. E allora può succedere di tutto, anche, non so se avete sentito quella notizia, uccidere una persona perché ti ha sporcato una scarpa. Tempo fa è successo anche questo in Italia. Allora chiediamoci il perché di tale situazione, riflettiamo e cerchiamo delle cure, perché tutto ciò è molto grave. Assolutamente, grazie. Vi saluto e buona giornata. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Beh, lo dicevamo prima, noi abbiamo aperto la trasmissione parlando di quello che è accaduto l'altro giorno rispetto alle 75 coltellate date a Giulia Cecchettin. Hanno scritto che inesperienza, se non è crudeltà quella, ma cos'è la crudeltà? Vabbè, che riposi in pace Giulia, come abbiamo detto prima. Detto questo, torniamo a quello che stavamo parlando, al discorso che facevamo prima rispetto alla problematica principale che investe gli studi penitenziari. Fermo là perché abbiamo un'altra telefonata. Oggi. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Pronde, sono Nando di Cinisello. Ma Balsamo o Alta? Balsame. Ah, Balsamo, ci capite. Ciao Fede, ne approfitto, Federico, là sei il nostro socio, uno dei padroni di casa. Fede, però mi devi permettere di fare una cosa. Voglio farti gli auguri in diretta, perché non so se l'hai già fatto, credo di sì. Federico da poco è diventato papà, quindi auguri Fede. È finita la pacchia. Grazie. Da una donna passi a due, sono cavoli tuoi. Quindi auguri e benvenuta alla piccola. Grazie.
Grazie. Poi voce ci però, fatti sentire. Che già si vede che sei tenevo- stanco, a stare dietro alla tenevo- pupa, ragazzi. Ci tenevo a salutarvi anche perché ormai sono da più di 2 settimane che manco. Allora ho detto, visto che siamo riusciti ad ottimizzare un pelino i tempi, 10 minuti di saluto li devo fare, anche perché in queste 2 settimane è successo di tutto, un sacco di novità legislative, un sacco di cronaca nera purtroppo che accade ogni giorno nelle peggiori sezioni di Caracas, un sacco di gente che parla tanto per dare alla bocca. Sento l'immarcescibile capo della Will Polizia Penitenziaria che invade qualsiasi media disponibile. Il signor De Fazio, non so se sia mai stato in un carcere in vita sua, però insomma viene chiamato sempre soltanto lui, e lui è una realtà delle cose molto particolare, quindi noi ci teniamo a informare. Vabbè, noi Fede, io ci tengo, ti interrompo perché ci tengo ad avere un tuo pensiero su quello che è il decreto di sicurezza, perché è bello dirlo, no? Perché sono cose che noi chiediamo da tantissimo tempo, sulla tutela legale soprattutto. Io e te abbiamo fatto trasmissione intere in passato, quindi dal reato di rivolta, ecco, vai. Intanto mi è piaciuto il decreto in pratica Albania che prevede che si applichi la Costituzione anche ai lavoratori della sicurezza. E, tra l'altro, a proposito di sicurezza, volevo fare gli auguri a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che visto che la Polizia di Stato compie 173 anni, e mi è piaciuto quello che ha detto Giorgia Meloni, ha detto, voi ci siete ogni giorno, è nostro dovere darvi una mano. Insomma, è bello sentire dalla politica l'attenzione a chi ogni giorno combatte una guerra nelle strade o insomma in qualsiasi luogo per garantire la sicurezza. Non è un mestiere facile, la gente lo sa. Posso dire che sono molto felice perché finalmente è stato applicato il principio per cui se una persona è in attesa di giudizio, anche se accusata di reato, può continuare a lavorare. Ecco, questo diritto costituzionale previsto dall'articolo 111 non veniva riconosciuto alle donne e agli uomini in divisa, in particolare a quelli della Polizia Penitenziaria. Tante trasmissioni abbiamo fatto denunciando che persone, insomma, donne e uomini in divisa venivano sospesi dal servizio mesi e mesi e mesi in attesa di una giustizia che non arrivava mai, e quando arrivava addirittura li assolveva. Però nel frattempo erano stati 2 o 3 anni a stipendio scartamento ridotto. Ditemi voi, cari amici a casa, se uno padre di famiglia, a causa delle lungaggini giudiziarie, a causa di denunce fatte a gratis, può stare senza assicurare il pane alla sua famiglia. Federico, ometti di aggiungere un altro particolare. Chi subisce un procedimento, una denuncia, si vede interrotta anche la carriera. Certo, assolutamente. Perciò praticamente se uno aveva i numeri per diventare o colonnello, generale di brigata e cose varie, si trova appunto. Poi dopo dovevi iniziare alla fine di tutta la chiusura del procedimento di una ricostruzione della carriera che comunque comportava un'altra perdita di tempo. Quindi questo era veramente fondamentale. Sì. E giustizia con la G maiuscola, possiamo dire, il governo ha dato giustizia per Bravo. una volta a un settore, a un comparto che ce ne ha poca. Ma Fede, anche il reato di rivolta è un qualcosa che comunque è perché magari potrebbe, anzi lo è sicuramente un deterrente, no? Prima di fare casino oggi ci pensi 3 volte, come prima di fare di aggredire un poliziotto penitenziario, un poliziotto in strada, carabiniere, ci pensi 3 volte perché le pene tutto dovuto perché siamo un paese in cui la magistratura fa un po' quello che vuole e quindi il legislatore è costretto a partorire reati in continuazione per cercare di dare una linea alla giustizia. All'uscita di questo decreto, Fede, ci tengo a dire una cosa perché altrimenti però insomma questo ci fa capire che gli amici a casa dove siamo, dove una persona passa dalla ragione al torto. Bravissimo, ci tengo a dire una cosa: appena è uscito il DL c'è stata subito ovviamente la manifestazione dei soliti noti che ha visto la presenza anche della CGIL. Io mi faccio una domanda, no? La CGIL c'è anche pochissimi, fortunatamente, ma veramente pochi iscritti come forze di polizia. Ma scusa, tu vai a manifestare contro un decreto, un provvedimento che comunque porta solo benefici, no? A chi rappresenti. Ecco, questo vi deve far riflettere la serietà di certe dinamiche e di certe situazioni. Io sono contento, Fede, perché io e te ne abbiamo parlato tantissimo in questi anni sulla tutela legale. Dobbiamo ringraziare il sottosegretario Ostellari e il sottosegretario Molteni che
si sono messi lì al lavoro e hanno portato questo grandissimo lavoro a casa, come noi auspicavamo in passato il discorso del reato di rivolta, delle aggressioni ai danni dei poliziotti, delle webcam che arrivano adesso, le bodycam, scusatemi, no webcam, bodycam che stanno per arrivare, quindi voglio Ma dire, possiamo anche ringraziare il Presidente della Repubblica perché, tra virgolette, è lui che ha reso immediatamente esecutivo il disegno di legge sicurezza, insomma, tramutandolo in decreto e firmando l'immediata promulgazione. Quindi questo deve far capire a qualcuno della sinistra che ha qualcosa da dire: guardate, se addirittura il Presidente della Repubblica a controfirmare il decreto, a renderlo immediatamente esecutivo, non è la dittatura che dicono, anzi. assolutamente. Ringraziamo anche Sergio Mattarella, per una volta va ringraziato anche il Capo dello Stato. Ma diciamocelo, perché si è arrivato a questo, Fede? Perché si è arrivato a questo? Perché sono mesi e mesi che tenevano fermo questo decreto. Certo, bloccavano in continuazione con centinaia di emendamenti pur di far perdere tempo. Migliaia di emendamenti. Bravo. Quindi a una certa ha detto che basta, siccome che io credo e lo urlo, questo governo fino ad oggi ha mostrato tantissima attenzione verso le forze di polizia e di conseguenza anche verso la polizia penitenziaria, perché come già abbiamo ricordato in passato le numerose assunzioni non solo per il corpo ma anche per altri operatori che lavorano all'interno dei istituti penitenziari, ma qua parlavamo di un decreto che veramente l'Italia secondo me ne aveva veramente bisogno. Ne aveva veramente bisogno. Tutta che ha voluto questo. Io ho voluto citare il Presidente Sergio Mattarella ringraziandolo perché, ribadisco, il decreto è immediatamente esecutivo e non può essere emesso senza controfirma del Presidente della Repubblica, che se eccepisce qualcosa semplicemente non lo firma. Quindi è una reazione della Repubblica alla giungla, al disastro che c'è nelle strade. E se tutta la Repubblica in maniera corale ritiene opportuno, tranne l'opposizione, questo, qualcuno se ne deve pur fare una ragione. Ecco perché ci ho tenuto a evidenziare il fatto. E quindi è una bella pagina, perché è un settore che aspettava da decenni misure del genere, perché purtroppo l'Italia è cambiata, il mondo è cambiato radicalmente in pochissimi anni. Basta farsi un giro nelle nostre città dopo una certa ora e vedere in che condizioni sono ridotte le nostre strade. Purtroppo a mali estremi, estremi rimedi. Tanto estremo questo decreto non è, però contiene misure sicuramente importanti per tutti. Io tuttavia vi devo salutare perché sono leggermente impegnato. Dai un bacio alla piccola, ancora auguri Fede, noi ci vediamo prossimamente, ci sentiamo venerdì. Va bene, un abbraccio Fede, buona serata. Buona trasmissione, ciao ciao. Ciao, grazie. Vabbè, Federico ha perfettamente ragione. Ripeto, guarda, dopo questi provvedimenti che sicuramente porteranno benefit al nostro mondo, secondo me bisogna lavorare al discorso che ti dicevo prima. Bisogna lavorare su quella tipologia di detenuti che sta mettendo a repentaglio la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia. O al Trentino. Quindi su quello bisogna lavorare e bisogna trovare delle soluzioni, perché risolvendo quel tipo di problema metti in condizione ai circa 38.000 poliziotti penitenziari di fare il proprio lavoro, il proprio dovere con più serenità. E perché no? Perché io per questo mi incazzo con parte di politica di sinistra. Perché se tu lavori per trovare delle soluzioni affinché il detenuto violento, aggressivo, psichiatrico, non avvezzo al rispetto delle regole, che parliamoci chiaro, la stragrande maggioranza dei detenuti stranieri che se ne fregano dell'Italia, della polizia penitenziaria, dei giudici, dei direttori, dei comandanti, se lavori su quel tipo di problema fai stare bene anche la restante parte di popolazione detenuta che ha commesso un errore, sta scontando una pena e non vuole fare altro che portare a termine la propria pena in pace. Quindi su questo bisognerebbe lavorare. La politica di sinistra, invece di urlare contro il decreto sicurezza, contro questo e chiudiamo i carceri, invece di apportare anche loro delle idee, delle soluzioni, no? Invece no, loro non ne hanno né idee né soluzioni, sono solo sempre pronte a urlare o a dire cose, basta che siano contro le forze di polizia, nel nostro caso contro la polizia penitenziaria. C'è una parte politica e c'è anche qualche quotidiano che ci ama. Antonio, quando tu esprimi queste tue considerazioni, ti amo perché appunto
tu sei un utopista incontenibile, cioè questa è un'utopia, quella che la sinistra dica delle cose ovvie, cioè, parliamoci chiaramente, in Italia la sinistra in un modo o nell'altro è stato al governo per oltre sbagliati ci ha fatto decenni, solo danni. e ha fatto solo danni. No, Cioè, dico, se volevano certe cose lo so che è pura utopia, semplicemente perché non hanno interesse né verso il corpo di polizia penitenziaria, ma ci mancherebbe altro, la gente, ma neanche verso i detenuti, perché non serve uscire col comunicato ogni tanto, poveri detenuti, poveri qua, poveri là, perché voglio dire, giusto perché devi prendere una posizione, o come non sopporto qualche comunicato di qualche parte politica sempre contro le forze di polizia, e ogni tanto si svegliano e si ricordano che esiste la polizia penitenziaria, poverini fanno un lavoro disumano, voglio dire, ma questo, cioè, il poliziotto penitenziario non ha l'anello al naso. Quando io dico questo, lo so, è pura utopia, lo so, però la gente deve capire da chi sotto certi aspetti è rappresentata. Perché se noi vogliamo veramente risolvere un problema, ci sediamo a un tavolo, portiamo delle soluzioni tutti e il problema si risolve. Dico questo perché quando si è insediato il governo a ottobre 2022, noi avevamo uno dei problemi più grandi, ed era quello degli organici. E l'abbiamo detto, sto governo ha assunto circa più di 10.000 persone, con le ultime che partono adesso, quindi ha fatto. Avevamo il problema dei detenuti aperti, e per volere del sottosegretario Stellari, io lo ringrazierò sempre, perché è una persona che ascolta le reali problematiche, studia e cerca di intervenire, ok? Per volere del sottosegretario Stellari è stata fatta una circolare dove andavano chiusi immediatamente i detenuti di media sicurezza e ovviamente anche quelli di alta sicurezza. Perfetto. E abbiamo visto che nella stragrande maggioranza degli istituti dove i direttori e i comandanti si sono attenuti alle disposizioni, gli eventi critici non dico che si sono azzerati, ma sono calati del 90%. Cosa accade? Accade dove non si è voluto dare seguito al circolare e quindi al volere della politica del sottosegretario Stellari, accadono ancora nel quotidiano, perché dici che ce li hai chiusi, ma li hai aperti, e nel quotidiano comunque si verificano aggressioni al personale, tra detenuti, succedono casini, i miei colleghi in ospedale, cioè, vedi, se ci sono delle direttive, come dicevi tu prima, queste direttive vanno messe, vanno prese in considerazione e messe all'opera, no? Possiamo dire. Però, detto questo, finisco sul discorso della chiusura. Ecco, è nato il DL Sicurezza, che porta dentro tutta una serie di problemi che avevamo all'interno degli istituti penitenziari. E li ripeto, la tutela legale è fondamentale, perché io conosco e ho ottimi rapporti con colleghi che hanno veramente passato le pene dell'inferno, gente che è stata fuori 5 anni sospesa con metà stipendio, ha speso soldi psicologicamente a pezzi. Dopo 5 anni è stato detto vabbè dai, non hai fatto nulla, assolto per non aver commesso il fatto, però intanto sospeso dal servizio, intanto carriera comunque stroncata, economicamente a pezzi. Invece col nuovo DL sei indagato fino a 10.000 euro per ogni grado, c'è la copertura da parte dell'amministrazione del governo, quindi tu non devi tirare fuori un euro, non c'è assolutamente la sospensione automatica come avveniva fino a qualche tempo fa, e quindi tu respiri. Anche se hai la problematica, domanda, poi io dico sempre male non fare, paura non avere. Se sei un cretino, sei un delinquente e macchi la mia divisa, te ne vai a quel paese subito, nell'immediato. Ok? Questa tutela legale per la stragrandissima maggioranza degli appartenenti alle forze di polizia. Dobbiamo spiegare agli ascoltatrici e agli ascoltatori che voi altri vi ritrovate in questo casino perché a seguito della sentenza Torreggiani, a seguito del fatto che i detenuti venivano secondo loro tenuti in piccoli spazi, a seguito appunto di qualcuno che per essere contenuto nei suoi metodi violenti è sbucato fuori anche il reato di tortura, voi praticamente siete soggetti a ogni tipo di ricatto. Certo. Cioè uno dice, tu non mi dai la sigaretta, io dico che tu mi hai menato. Sì, però qua adesso vabbè, ci sono le telecamere, ecco l'importanza delle bodycam che a breve saranno date in dotazione al corpo di polizia penitenziaria, già sta iniziando
la fase di sperimentazione. Questa è un'ottima cosa, perché magari si vede realmente quello che accade all'interno degli istituti penitenziari. Detto questo, Mimmo, ne approfitto perché li voglio salutare tutti i colleghi di San Gimignano e quello che è accaduto a Infatti loro. io ti volevo chiedere se la norma del decreto è Se è retroattiva. ma speriamo di sì, va letta bene, ma speriamo di sì, perché comunque sono persone che stanno soffrendo da anni. Da anni, ripeto, in merito non entro perché non sono un giudice e altro, però io posso solo che esprimere la piena solidarietà verso questi colleghi. Le conosco un po', sono veramente bravissime persone che hanno fatto il loro dovere, però si ritrovano sta manna della tortura. Io spero che quanto prima si faccia luce e emerga la propria estraneità ai fatti, perché comunque, ripeto, sono ragazzi che io conosco, ne approfitto per salutarli, vicinanza massima, perché comunque sono poliziotti come me, indossano la mia divisa e io sono dalla loro parte. Poi ripeto, la giustizia farà il proprio corso e ovviamente massimo rispetto per gli organi giudicanti. Detto questo, mi hai offerto un assist per dire speriamo che entro la fine di questa legislatura venga modificato il reato di tortura, non abolito, perché sappiamo bene che non si può fare, però modificato, perché come oggi il reato di tortura è abbastanza interpretabile, quindi veramente ti puoi ritrovare indagato per tortura, anche se tortura, come c'è stato un caso, mi taccio, Trapani, dove i colleghi sono stati, c'è stata, ti ricordi di recente c'è stata quell'inchiesta sul carcere di Trapani, tutti arrestati per tortura. Poi successivamente è decaduto il reato di tortura e comunque è stato declassificato, derubricato in uso della forza non consentita, qualcosa del genere, non mi ricordo. Però io a chi appunto fa certe definizioni lo inviterei ad andare a tastare con mano. Bravissimo. Cioè, in base a che criterio tu fai l'uso della forza consentita o meno. Ma io vorrei vedere, andate a fare qualche mese di galera. No, io, per chi ci ascolta, vi capita, secondo me è capitato di vederlo anche dal vivo, però quando guardate i TG vedete quegli energumeni che in mano hanno di tutto, che attaccano le forze di polizia, che macede, aggressione, li vedete, no? Perfetto. Prendete quell'energumeno. Noi a Milano ci abbiamo avuto anche picconatori. Che non era Francesco Cossiga, ma era un cittadino un po' scuro. Prendete quegli energumeni, spostateli in un istituto penitenziario, dove magari nel turno pomeridiano c'è quel povero Cristo da solo a gestire certe dinamiche. Quell'energumeno se lo mangia il povero collega che è da solo. Perché voglio ricordare, soprattutto se di energumeni così ci sono 100 persone contro un agente. Ecco. Però fortunatamente, per l'amore della verità, bisogna sempre dire che non tutta la popolazione detenuta aggredisce gli agenti di polizia penitenziaria. Quindi io, per esperienza personale, posso pure dirti che spesso è capitato che i detenuti stessi hanno difeso il collega. Quindi no, per far rendere l'idea che chi non conosce il mondo carcere e quello che accade all'interno degli istituti penitenziari, prendete questo soggetto, mettetelo lì, il collega da solo, disarmato, perché voglio ricordare che siamo a mani vuote, rispetto al collega della territoriale che adesso ha il taser in dotazione. Speriamo che ce lo diano presto pure a noi. Ecco, quella sarebbe una cosa utile, perché può fungere da deterrente. Mimmo mi sta dicendo che dobbiamo chiudere. Ti devo fermare, ci vediamo. Il nostro tempo si è concluso. È volata oggi. È volata. Grazie alla regia, grazie veramente. Grazie a te, Mimmo. La chiusura la fai tu oggi. Io mi sento solo di dire... No, falla tu. Allora, questa è la trasmissione tua, dai. Saluta. Saluta. Grazie alla regia, grazie a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria, e oggi mi sento di dire grazie a tutti i miei colleghi che il quotidiano fanno un lavoro veramente tosto, a testa alta, e siamo orgogliosi della divisa che portiamo e rappresentiamo. Questa è la cosa principale. Viva la polizia penitenziaria, viva il SINAPPE, a venerdì prossimo. Buonasera a tutti. Avete ascoltato